Maestro, ma che vuoi mai mariasse? Ho avuto un'avventura sentimentale in gioventù. Era una della Fossano Bene. Ah, lì in sa statale, sì. E non è una statale da Fossano Bene. Comunque, era una professoressa di italiano. Io a quell'epoca non avevo ancora tutto il mio lessico sforbiciato e parlava ma piemontese. Chilo invece parlava ma italiano. Oh, Crispa, ma italiano stretto? Io non lo capisco l'italiano stretto. Rosa era bionda bionda, io ci dicevo Gianna, dolce come la panna, subito s'arrabbiò. Diva caro, se tu mi amassi, ma mai che t'amasserei, non mi fai mai la corte. Ma Roma non era corto, sto Marco in piano. Gioia, sabato sera andiamo a cena dai Riccobon. Mi conosci? Io faccio la giardiniera e capì, mi lascia carpinton. Sempre pareil. Per dire, porto un'amica o due, significando il pan. Ma cosa avrà mai capito? Pace, lei mi lasciò. Cercami nella nebbia, sotto la mieti trebbia, nel reparto dei surgiassati. Cercami, sono qui nella crota e son sempre pimpiotta. Do le spalle al burron. E bon. Ma come fa adesso? Pensa all'incomprensione linguistica. Eravamo al mare, arriva dalla spiaggia e mi fa: caro, ho preso una patella tra gli scogli, e aggrignava. Che la sei? Un po' scemina. Oh, già. Tanti. Magari. Mi diceva sempre: caro, su cosa vogliamo basare il nostro rapporto? E mi diceva sempre: ma basiamoci sul divano, è comodo. Ma vedi basettelando, Franco. Il divano non sarebbe su fuoco. A me se su fuoco il can. No, lui è niente. Quando il gattino Fuffi aveva barba sei mouse, mi chiera già un po' stufi. E aveva anche faie cose, e borbota sarpia, tornai a non capì. Arpia, sarà tua madre, ambiva. Pace, lei mi lasciò. Cercami, sono qui nel tinello, spettinato ma bello. Se c'hai fame ti faccio 2 avance. Cercami fino in fondo, son costoso ma rendo. Se mi trovi mi arrendo. Stermose. Non si gioca a nascondino, dai. A un certo punto voleva rinnovare l'arredamento. Mi ha detto: compriamo delle sedie di design. E mi dice: ma se ti hai sottcatti e neve il cadreghe, no? Beh, già. Bisogna andare comune grosse parole. E poi nella traduzione dal piemontese all'italiano ci possono essere proprio delle incomprensioni. Ad esempio, quando dice smiutant, es diesa che uno è soffrire. Sputato a suo fratello fa finestrino, Chi è che ha spuoia a soffrire? Quei 2 frei là, Davide qui ha una spoglia con la caramella, con la golia, un taghigno. Oh, Crispa, già, giusto, a Massaro. Se no. Tango! Mi hai campato via di casa, quinto piano, proprio adesso che imprendeva l'italiano. Ma quando sono stato a piedi giù nel corso, mi viravo ancora André con grande sforzo. E ti vedo alla finestra che cincischi, la finestra che è volato il mangiadischi. Mi saluti e squarci i nuvoloni tetri. Non è vero,
stava già lavando i vetri. La 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 la. Accercami, c'ho un'altra mangiadischi, ci prendiamo dei rischi e bramiamo fino alle 3. Cercalo, non sta più nella pelle, suda sotto le aselle, spettinato ma bello, è attaccato al cancello, forse va chi l'ha visto, guarda un po' come pisto. Rosa torna da me.